Tragedia questa mattina sul lavoro a Montebelluno. Un giovane operaio di 23 anni, Mattia Battistetti, è morto schiacciato da un bancale di ponteggi che si è staccato dalla gru che lo stava sollevando. Un minuto di silenzio è stato osservato oggi in memoria del giovane dai sindacati che hanno presentato le celebrazioni per il 1° maggio. Mancano ispettori Spisal, denunciano. Il Veneto rimane in zona gialla, ma bisogna prestare massima attenzione perché l'arancione è a un passo, così il presidente Zaia. Il 13 maggio la visita del generale Figliuolo in Veneto. Nella Marca il virus continua a correre, nelle scuole all'Istituto Besta i contagi salgono a 11 nella stessa classe per la preside e l'ULS 2, si tratta di casi extrascolastici. Mobilitazione nazionale di tassisti, una delegazione trevigiana ha incontrato questa mattina il prefetto per consegnarle una lista di richieste da sottoporre al governo. Identificati i presunti autori di una rapina ai danni di un operaio avvenuta in centro a Castelfranco 2 settimane fa, denunciate dai carabinieri 3 persone, tra cui 2 minorenni. Ieri gli ultimi preparativi, oggi l'attesa di apertura dei cinema. Abbiamo raccolto le voci degli appassionati che non sono voluti mancare nel pomeriggio alla prima proiezione. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali la tragedia che si è consumata questa mattina a Montebelluna, dove un giovane operaio di 23 anni è morto schiacciato da un bancale di ponteggi, ma ci racconta tutto Lucio Zanato. La disperazione di genitori che hanno appena perso un figlio di 23 anni. Mattia Battistetti, schiacciato da un bancale di ferri per impalcatura, precipitato da diverse decine di metri mentre veniva sollevato da questa gru. Immagini dell'ennesimo incidente sul lavoro accaduto questa mattina intorno alle 8:30 in via Magellano, a sud degli orti urbani di Montebelluna. Teatro della tragedia questo cantiere dell'impresa Bergamin, che per alcune fasi della costruzione si avvale di ditte specializzate, come per l'innalzamento dell'impalcatura e l'Altedi di Trevignano, dove era assunto il giovane Mattia. Oggi, come da qualche giorno, il 23enne era al lavoro tra i 2 condomini in costruzione e stava passando da un manufatto all'altro con un collega. Poi, ma questo è il vaglio dei rilievi dello Spisal, questo cavo d'acciaio si sarebbe strappato. Ho sentito un tonfo e subito pensavo che fosse caduto magari un'armatura, un pannello. Era un colpo forte e dopo si è sentito arrivare i pompieri, l'ambulanza. Allora ho previsto che c'era qualcosa di più serio. 15 quintali di ferro tra centine, ponti e rinforzi sono precipitati addosso al giovane Mattia, che in quel momento si sarebbe trovato proprio sotto al bancale in sollevamento, sfiorando invece il collega uscito illeso dall'incidente. Nulla da fare per i soccorsi arrivati dal vicino ospedale. Il 23enne sarebbe morto sul colpo. Subito sono stati avvertiti la mamma Monica, che fa l'insegnante, il papà Giuseppe, che lavora in ospedale. Entrambi successivamente sono stati portati al pronto soccorso per lo stato di grave prostrazione dopo aver visto quanto era accaduto al loro figlio. Disperazione anche dalla sorella Anna, che più tardi ha voluto vedere di persona dove era morto suo fratello. Solo nella tarda mattinata la salma di Mattia Battistetti è stata recuperata dall'ammasso di ferro e lamiere, mentre i rilievi dello Spisal sono proseguiti fino al pomeriggio per stabilire le esatte cause della tragedia. Una tragedia che ha colpito una famiglia e un'intera comunità, come raccontano le lacrime del sindaco reggente Severin. Sindaco, commento questa tragedia. Scusate. Le lacrime del sindaco reggente raccontano il peso della tragedia che ha colpito oggi non solo una famiglia ma l'intera comunità di Montebelluna. Mattia Battistetti viveva con i genitori in via Monfener, nel quartiere di San Gaetano. Alternava al lavoro l'attività di volontariato con la Croce Bianca Comunale. Un bravo ragazzo di buona famiglia, genitori molto presenti, il papà lavora in ospedale, la mamma è un'insegnante. Per cui una famiglia assolutamente ottima, diciamo. I nonni sempre presenti. Sono commosso perché li conoscevo, conoscevo il ragazzo, tragedia, incredibile. Era stato un mio assistito fin tanto che sono stato medico, insomma, finché ho avuto la convenzione con la medicina generale.
Le indagini di Spisal e Carabinieri ora accerteranno se ci sono state negligenze o se questa morte è probabilmente causata da quel cavo spezzato nel momento in cui stava passando sotto Mattia Battistetti sia conseguenza della somma di diverse tragiche fatalità, anche se inammissibili. Non è pensabile al giorno d'oggi che succedano cose di questo genere, quindi crediamo che serva intervenire rapidamente per investire davvero sulle attività ispettive, perché le leggi ci sono i regolamenti, c'è la formazione, ma bisogna evidentemente che i cantieri, i luoghi di lavoro siano controllati, che ci sia un sistema ispettivo nel territorio che forse in questi anni abbiamo troppo tralasciato. E un minuto di silenzio è stato osservato questa mattina a Treviso proprio in memoria di Mattia dai sindacati che stavano presentando le celebrazioni del 1° maggio. Mancano ispettori Spisal, questa la loro denuncia. Non poteva cominciare altrimenti la presentazione del 1° maggio a Treviso. Con la morte di Mattia Battistetti la cronaca irrompe nell'analisi del mondo del lavoro della Marca, già spossato da un anno di Covid. Non è più accettabile che in una società civile e progredita come riteniamo sia la nostra, anche in provincia di Treviso, succedano ancora morti sul lavoro, non è più accettabile. Da qui la richiesta urgente di implementare il numero di ispettori dello Spisal. Dai numeri che noi abbiamo mancano ancora 14 persone per arrivare a regime. Mancano dal 2018, cioè almeno dal 2018, quando la Regione ha promesso di sanare questa falla, che è una falla importante. Dall'ULSS 2 arriva però a stretto giro di posta la rassicurazione. Ne assumeremo altri, servono soprattutto per accompagnare le aziende, cioè quello che noi vogliamo è creare una cultura di educazione, di responsabilità. Certamente il Covid ha rivoluzionato il tema già delicatissimo della sicurezza. Solo tra gennaio e febbraio sono state 2.946 le persone nella Marca che hanno contratto il virus sul luogo di lavoro. Sulle 17.000 a livello regionale, 5 i decessi a causa del virus, 8 su 10 sono donne, personale sociosanitario innanzitutto. Non a caso la festa del lavoro di CGIL Cisle Will si terrà sabato mattina alle 10 davanti al Cafoncello, coi sindacati, anche il sindaco Mario Conte e lo stesso Benazzi. Il numero sarà contingentato e l'evento trasmesso online. Un luogo simbolo perché là si è lottato in prima persona. In prima linea contro il virus quindi, ma a fare paura è anche il virus della diseguaglianza. Il virus sta incidendo di più sulle classi più deboli, le fasce sociali più deboli, e quindi aumentano le disuguaglianze, aumentano le povertà. Inevitabile guardare al coinvolgimento dei lavoratori nell'attuazione del recovery plan. Noi dobbiamo avere di fronte un progetto industriale chiaro che possa andare a sviluppare il mondo del lavoro, che attualmente corre il rischio di impattare su quello che potrà succedere nei prossimi mesi. E veniamo ai temi del Covid, con il Veneto che rimane in zona gialla, ma bisogna prestare massima attenzione perché il passo verso l'arancione è corto, così si è espresso il presidente Zaia nel consueto punto stampa di Marghera, dove ha anche annunciato l'arrivo del generale Figliuolo in Veneto per il 13 di maggio. Sono 2 settimane che i contagi continuano a diminuire, ma in questi giorni di riaperture si è visto qualche assembramento da spritz. La prova del 9, spiega Zaia, l'avremo questo fine settimana, anche se il meteo sarà avverso. L'indice R/T è di 0,86 e l'incidenza è di 129 casi su 100.000 abitanti. Attenzione che 2 dati, 0,86 e 129, non è che è da far festa. Siamo gialli, ma non è da far festa. Cioè 0,86 vuol dire che siamo sempre a pochi scalini, a pochi gradini da 1, che vuol dire passare in arancione. Sul fronte vaccini il Presidente rinnova l'appello a chi ha più di 60 anni a prenotare la vaccinazione. Solo nella giornata di ieri ci sono state più di 100.000 prenotazioni tra gli over 60 e ci sono ancora 64.000 posti liberi. Dai 60 ai 69 anni ci sono ancora da vaccinare 458.000 persone su 558.000, 242.000 sono invece prenotati ad oggi. Il portale per i sessantenni resterà aperto fino al 19 maggio. Prima riusciamo a chiudere anche la partita di 60-69, comunque di chi deve essere ancora vaccinato da sopra i 60 anni, prima chiudiamo, prima apriamo la categoria dei cinquantenni. E a questo punto, se tiriamo forte così, io dico che
potrebbe essere l'obiettivo di portare i quarantenni prima dell'estate ad essere vaccinati. In Veneto le forniture di questa settimana sono 151.100 dosi di AstraZeneca, 12.800 Johnson Johnson, 20.500 di Moderna, 185.000 di Pfizer. Sulla questione poi dell'Europa che non vuole rinnovare il contratto con AstraZeneca a giugno, Zaia spiega. Intanto devono far chiarezza sui richiami. Certo. Perché tu interrompi e vorremmo capire se garantiscono i richiami o se deliberano di fare richiami con vaccini terzi, no? Con Pfizer, Moderna. Inoltre c'è un incremento importante di Pfizer, dopodiché ci si sta avviando ad una stagione autunnale dove i vaccini avranno bisogno di essere ritarati a seconda delle varianti, come accade con quelli anti-influenzali. Ultimo punto toccato riguarda i Recovery Fund. Cercheremo di vedere, di capire, questo è il vero tema del quale si dovrebbe parlare in queste ore, cioè di capire questi oltre 200 miliardi di euro che ricaduta avranno in Veneto. E nella Marca il virus continua a correre, soprattutto nelle scuole, quasi 200 le classi con provvedimento, mentre si chiariscono i contorni del contagio all'Istituto Besta, casi extrascolastici, affermano sia l'ULS che la dirigente scolastica. Abbiamo 3 classi in quarantena. In una di queste ci sono effettivamente 11 studenti che al tampone sono risultati positivi al Covid. Nelle altre 2 c'è uno studente isolato. È questa la fotografia scattata all'Istituto Besta, un'istantanea definita singolare dalla stessa preside. La singolarità di questi 11 studenti non era mai successo dall'inizio dell'anno scolastico in un'unica classe. Certo, mi fa pensare sui comportamenti dei ragazzi, ma non tanto quando sono controllati qui a scuola, quando sono nell'extra scuola. Proprio per questo Moretti si rivolge ai suoi studenti. È in quei momenti che loro possono dimostrare chi sono veramente, e la loro intelligenza e il loro senso di responsabilità. Analisi quella del contagio avvenuto fuori dalla scuola con relativo appello al buonsenso confermata dal Dipartimento di Prevenzione. Il contagio avviene sempre extrascolastico. Adesso poi i ragazzi si trovano anche normalmente in piazza tra di loro. Copione che non riguarda solo il Besta, anzi. È sempre in aumento, siamo oggi a 196 classi messe tra quarantena e monitoraggio, addirittura nelle superiori abbiamo 48 provvedimenti di cui 22 quarantene. Numeri che si riflettono sull'aumento degli accessi ai punti tampone. Sono tutti i ragazzi che per poter rientrare devono fare i tamponi e i contatti eccetera, per cui questo aumento è legato molto alle scuole. Contagio che può essere tenuto sotto controllo con i comportamenti e i vaccini finalmente disponibili per coprire over 70 e 60. A questi ultimi in particolare si rivolge Benazzi. Iscrivetevi, il modo per uscire da questa epidemia, da questa pandemia è vaccinare. E a proposito di scuole, si parla tanto delle aperture estive. Il progetto è quello di A Scuola d'Estate, promosso dal governo, un progetto che però dipenderà dai ragazzi. Alla fine passa la linea più morbida: a scuola d'estate sì, ma solo su base volontaria. Il governo ha deciso di finanziare una scuola aperta per tutta l'estate con l'obiettivo di utilizzare i mesi estivi per costruire un ponte verso il prossimo anno scolastico. Un'offerta pensata per saldare le competenze, colmare le difficoltà emerse durante la pandemia e consentire il recupero della socialità perduta. Un colpo di mano da 510 milioni di euro, 3 eventi investiti in appositi bandi cui le scuole dovranno partecipare, i 150 restanti distribuiti a tutte le scuole sulla base del numero degli studenti. A conti fatti ogni scuola potrebbe arrivare ad ottenere fino a 18.000 euro. È una novità anche per noi, verrà svolto anche da docenti che saranno naturalmente volontari o da esperti esterni che verranno appositamente chiamati a collaborare. È naturalmente un'attività che avrà più un'impronta educativo-scolastica rispetto a un centro estivo. Era nell'aria sì, ma le scuole ad oggi non sono preparate. Potranno fare domanda fino al 21 maggio prossimo, dunque il tempo stringe. I fondi, di cui circa il 70% però è destinato alle regioni del sud, potranno essere spesi sino al termine dell'anno scolastico 2022. Tutto dipenderà però dall'adesione dei ragazzi. Naturalmente l'augurio è che questi ragazzi, che ritengo anche un po' stanchi di questo anno vissuto in maniera un po' a singhiozzo, ritengano che sia utile e quindi importante parteciparvi, molto dipende da loro.
Torniamo ai temi del lavoro e dell'economia con la protesta, la mobilitazione nazionale dei tassisti che a Treviso hanno incontrato il prefetto. Giornata di mobilitazione nazionale per i tassisti che nel corso dell'assemblea online organizzata da Confartigianato Taxi Veneto hanno raccolto le loro istanze che in tarda mattinata ogni associazione provinciale ha presentato al proprio prefetto. Anche a Treviso una delegazione ha incontrato il prefetto Laganà per illustrare le richieste da far arrivare al governo. Un sostegno economico adeguato perché i nostri ristori sono arrivati pochi e molto discontinui. La sospensione delle proroghe dei mutui e dei leasing, molti nostri colleghi hanno dei leasing, un anno bianco fiscale anche perché non abbiamo guadagnato niente, pagare le tasse su quello che non abbiamo guadagnato, e così l'esenzione dall'IRAP e dall'INAIL, un eco bonus per l'acquisto delle auto elettriche, la reintroduzione della detassazione delle accise sui carburanti. E a proposito del voucher taxi istituito per accompagnare i cittadini nei punti vaccinali dai tassisti, un'ulteriore richiesta. Un ampliamento della base in modo che molte più persone possano usufruire di questi voucher per il personale. Ma i tassisti guardano con moderata fiducia ai prossimi mesi. Sperando tanto dall'aeroporto, dalla riapertura dell'aeroporto dei primi di giugno. Sicuramente le vaccinazioni stanno dando una mano alla situazione economica e vedremo, secondo me, dopo l'estate si comincerà a ripartire. Torniamo a occuparci della proposta di alcuni deputati leghisti, quella di un contributo prelevato dai lavoratori che lo stipendio l'hanno sempre ricevuto a favore dei lavoratori non garantiti. Diano prima loro l'esempio, rispondono i cittadini trevigiani che abbiamo interpellato. Sarebbe disposto a dare un contributo per aiutare le persone che in questo periodo di Covid hanno avuto difficoltà? Certamente, sì. Farebbe senza problemi? Senza problemi. Dovrebbero essere i primi loro a dare o a tirarsi via metà della paga loro. Non so, penso che sia una cosa sbagliata o meglio offensiva, anzi. Secondo me è anche giusto, certo che se agissero un po' sull'evasione fiscale, che vedo che è diventato uno sport, non sarebbe male. Sì, sarei anche disponibile, naturalmente una cifra giusta che mi vada bene, ma sicuramente sì. Sì, dai, perché no? Scusa. Infatti è essere sicuri di come vengono spesi, perché siamo in Italia purtroppo. Quando cominciano ad esserci tutti questi passaggi non è più controllabile. Questo è il rischio. L'abbiamo già visto. Che comincino a dare loro, tagliarsi gli stipendi e poi si vedrà. Sì, eventualmente sì, nel limite delle mie disponibilità, certo. È ovvio in proporzione a quello che uno ha, però nel suo piccolo secondo me ognuno dovrebbe fare qualcosa. L'esempio dovrebbe venire dall'alto, parlamentari, onorevoli, senatori che hanno questi begli stipendi e dovrebbero già da loro dire una parte ce la togliamo per aiutare le persone che non possono. La cronaca con la morte di Alessandro Ricci, il 32enne ritrovato senza vita in un sifone pieno d'acqua a Crevada. La procura di Treviso, che ha aperto un fascicolo sulla morte del giovane, ha disposto l'autopsia sul corpo per raccogliere elementi utili a capire se si sia trattato di un incidente o di un gesto estremo. L'ispezione del cadavere non ha rilevato segni di violenza. Il ragazzo, prima di finire in acqua, si è tolto le scarpe, circostanza questa che può far pensare a un atto volontario, ma anche al tentativo di ripescare qualcosa che gli poteva essere caduto, come il telefono cellulare. L'amico che era con lui ribadisce che nelle parole di Alessandro non c'era stato nulla che facesse presagire l'intenzione di togliersi la vita. Ancora cronaca per noi subito dopo la pubblicità. Di nuovo in studio per andare a Castelfranco Veneto, dove sono stati identificati i presunti autori di una rapina ai danni di un operaio. Una discussione scoppiata per futili motivi, forse per una sigaretta negata, poi l'aggressione ai danni di un operaio 34enne che la sera del 10 aprile scorso stava camminando in centro a Castelfranco, spintonato fino a farlo cadere a terra e poi immobilizzato. È stato
aggredito dai 3 indagati che gli hanno sportato un portafoglio contenente la somma di 50 euro. Sono immediatamente scattate le indagini da parte dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Castelfranco, che sono risaliti ai presunti responsabili della rapina. Si tratta di 3 persone, un ventenne di origini marocchine domiciliato nel Padovano e 2 minorenni di 14 e 17 anni residenti nella Castellana, tutti deferiti in stato di libertà per rapina aggravata in concorso. L'identificazione del terzetto è stata resa possibile attraverso l'analisi delle immagini della videosorveglianza comunale e attraverso l'escussione delle persone che avevano assistito ai fatti. Controlli contro lo spaccio di droga a Treviso. Gli agenti della polizia locale insieme all'unità cinofila sono intervenuti in via Roma e in vicolo Orioli. Il bilancio parla di una ventina di persone identificate, controlli anche in alcune attività della zona. Il bilancio è positivo, afferma il comandante della polizia locale Andrea Gallo. Il cane antidroga Luke non ha trovato sostanze stupefacenti né addosso alle persone fermate né in strada e nemmeno nei negozi, a riprova che la situazione è migliorata. Intanto da una decina di giorni è stata attivata una nuova telecamera multisensor in via Bindoni che riesce a controllare contemporaneamente tutte le zone con un'ottica a 360 gradi. Entro fine giugno saranno installate nuove telecamere in tangenziale nei quartieri dopo l'assegnazione dell'ultimo appalto. Attimi di tensione oggi in centro a Treviso per una presunta fuga di gas in via Manzoni. L'allarme è scattato all'ora di pranzo per il forte odore che si percepiva in strada e il fatto che lo si avvertisse di fronte all'osteria Darman chiusa per restrizioni Covid e non ancora riaperta ha fatto pensare a molti che il problema scaturisse proprio dal locale. In realtà i vigili del fuoco arrivati sul posto con 2 mezzi e con loro anche una pattuglia della polizia locale sono ben presto arrivati a scoprire che la perdita proveniva da una tubatura del gas in strada, condotta che aveva ceduto molto probabilmente perché ormai troppo vecchia. Il problema è stato quindi risolto a stretto giro. I pompieri hanno ben presto lasciato il campo ai tecnici dell'azienda che gestisce la rete, che hanno preso in carico l'intervento. Voltiamo decisamente pagina. Ieri gli ultimi preparativi, oggi l'attesa riapertura dei cinema. Abbiamo raccolto le voci degli appassionati trevigiani. Finalmente, noi abbiamo i nostri... La vedete? Vediamo Corpus Christi. Santa Maria del Rovere, ore 14. Il Cinema Edera riapre le sue porte a lungo rimaste chiuse. Clienti affezionati, amici di vecchia data, giovani cinefili. Un gesto, quello di comprare il biglietto, che ha il sapore di una liberazione. Volevamo essere qui al primo spettacolo. Mi è mancata da morire. Madonna, l'euro è lui. Sì, cara, dai. Abbiamo avuto nostalgia del cinema, non solo di questo cinema, del cinema. Io sono in un'ora in anticipo per lo spettacolo, quindi sì, sono molto pronto. Non vediamo l'ora. Vengo a vedere Nomadland e domani vado a vedere l'altro. Siamo felici di poter ricominciare e le premesse sono molto buone perché abbiamo molta richiesta. Le persone che sono presentate, quelli che hanno chiamato, erano ansiosi di ricominciare, quindi partiamo sotto i migliori auspici. Ho voluto essere tra i primi, la cosa che mi è mancata di più. Attendeva con ansia. Con ansia. Domani vado a fare il vaccino, la speranza è di continuare a ritornare al cinema. Insomma, si riparte anche su questo fronte. Andiamo adesso a Belluno. In primo piano per la cronaca dal Bellunese la riunione d'urgenza del Consiglio di sorveglianza socio-istituzionale di ACC, mobilitazione unanime per far avere all'azienda gli importi previsti nel piano industriale approvato dal Mise, e cioè 8 milioni di euro entro il 31 maggio e 7 milioni entro il 31 agosto, pena il collasso produttivo dello stabilimento. Non si può chiudere ACC, un'azienda che ha lavoro, che ha incrementato fatturato, vendite e produzione. Il messaggio univoco uscito dal Consiglio di sorveglianza socio-istituzionale riunito oggi d'urgenza è un grido d'aiuto, l'ennesimo, per non buttare le ortiche, lo sforzo collettivo di chi ci ha messo la faccia e l'impegno per salvare l'azienda dal collasso finanziario e la dismissione industriale che incombe fra poche settimane. Da mesi, da settembre, non paghiamo i contributi previdenziali, non paghiamo le consulenze, non paghiamo i canoni di affitto, paghiamo sostanzialmente solo e soltanto la materia prima indispensabile
alla continuità dell'attività produttiva. Per uscire dal guado servono urgentemente 15 milioni, 8 entro il 31 maggio e 7 entro il 31 agosto. E poi il sostegno al progetto Italcomp, nella cui compagine azionaria siedano aziende fornitrici del territorio, anche piccole e medie, assieme a Invitalia e alle regioni Veneto e Piemonte. Un appello al tempo nei confronti del governo e dell'intero Parlamento, perché approvando l'articolo 37 intanto il governo anticipi quella che è una valutazione positiva a un piano industriale di un'azienda ACC che è sua, che è in amministrazione straordinaria. Abbiamo bisogno che il Ministero possa anticipare quella liquidità. L'altro appello ancora più forte è rivolto alle banche e al credito, perché credano al progetto industriale talmente buono da far gola a Nidec, principale player del settore. Noi non abbiamo bisogno di interessi, abbiamo bisogno di moneta, di finanza. Quindi se queste persone hanno veramente intenzione di fare quello che stanno dicendo, basta che alzino il cornetta del telefono al commissario Castro e si mettono d'accordo. Il documento unitario esce dopo 6 giorni di silenzio del vertice con il Mise. Un documento condiviso che riporti l'attenzione sul tema e che sia cogente per il Ministero e che rafforzi le posizioni del territorio rispetto alla partita. Qui c'è una tensione sociale che sta salendo giorno dopo giorno, sia per lo stabilimento ACC Wambau sia per lo stabilimento di Del Standard. Almeno per l'ACC Wambau, dove ci possono essere delle soluzioni concrete, la politica a livello nazionale deve assolutamente fare un passo in avanti. Tra le azioni individuate anche la costituzione di un tavolo con Electrolux, principale cliente di ACC, per individuare e attivare forme di cooperazione industriale rafforzate e strutturali. Giornata mondiale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Lo Spisal di Belluno racconta un anno di attività contrassegnata dai servizi per la verifica delle misure di contrasto alla diffusione del Covid. 904 le aziende controllate, 5 quelle nelle quali sono state rilevate inadempienze. Nel corso del 2020 i controlli sono proseguiti nei cantieri edili. Su 125 ispezionati il 24% non è risultato a norma. Carenze anche nel comparto agricolo e metalmeccanico. Complessivamente nel 2020 lo Spisal ha ricevuto 109 segnalazioni di infortunio. Rispetto al 2019 sono diminuiti gli incidenti gravi legati all'attività lavorativa, mentre sono aumentati gli infortuni per rischio biologico. La vita amministrativa ci porta a Feltre per parlare di opere pubbliche. Piano triennale delle opere pubbliche. A Feltre si guarda oltre la scadenza della consigliatura, aprendo la strada a possibili finanziamenti pubblici con un programma di investimenti di oltre 28 milioni di euro nei prossimi 3 anni. Tra le novità, si annovera ad esempio la realizzazione della fermata il bus terminal stazione, dove abbiamo parlato nel moro della realizzazione dell'Altanon, piuttosto che interventi di mitigazione del rischio idraulico sulle frazioni, al caso ad esempio del canale di Vellai e del smaltimento acque meteoriche di Villa Paiera e Cellarda, piuttosto che il progetto di rigenerazione della caserma. Molti gli interventi cui si guarda, tra i primi una pensilina davanti alla stazione ferroviaria e poi la pavimentazione della salita Ramponi, oggi sterrata, che in pieno centro storico porta al castello. L'amministrazione è impegnata a portare a termine anche questo lavoro, ovviamente è propedeutica alla realizzazione di altri lavori più a monte e quindi siamo tutti impegnati. Uno degli interventi però più importanti riguarda le scuole dell'infanzia e primaria di Mugnai, facendo leva sui finanziamenti erogati dal GSE, gestore dei servizi energetici, che arriva a coprire il 100% dell'intervento. La parte più nuova, ma al tempo stesso più inadeguata e meno ristrutturabile, verrà abbattuta e ricostruita. Questo passaggio qua è la migliore sintesi che abbiamo trovato come amministrazione, sia dal punto di vista del rispetto al rischio, sia dal punto di vista del raggiungimento degli obiettivi ambientali, sia dal punto di vista della qualità architettonica, quindi abbraccia un pochettino tutte le linee dei nostri assessorati e quindi l'analisi costi-benefici ci porta a fare una scelta di demolizione e ricostruzione. Da Belluno e Treviso è tutto anche per questa edizione. Ci sono le previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Montagnier Marmi, fornitura di davanzali coibentati in grès per cappotti. Benvenuti al Meteo.
Prevale ancora una circolazione ciclonica sul nostro paese. Nella giornata di venerdì 30 aprile al nord-est il tempo sarà decisamente variabile. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica ci mostra un contesto variabile e infatti avremo un'alternanza di nuvole e rasserenamenti. Sulle zone montane e pedemontane maggiore probabilità di precipitazioni. Col passare delle ore poi non si escludono dei fenomeni un po' su tutta la nostra regione. Temperature comunque in ripresa e clima gradevole, minime tra 9 e 12 gradi, valori massimi compresi invece tra i 14 e i 22 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, schiarite più ampie al mattino, a seguire il cielo tenderà a coprirsi con localmente anche qualche acquazzone. Temperature minime tra i 13 e i 14 gradi, valori massimi invece tra i 17 e i 19 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, anche qui piogge diffuse ovunque, saranno possibili però delle parentesi più asciutte. Temperature minime intorno agli 11 gradi, massime sui 20 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Montagnier Marmi, fornitura di davanzali coiventati in grès per cappotti.